dose, si parte dal Vax Point di Villorba lunedì, una prima nazionale di fatto cui sarà presente il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo. Intanto il virus miete un'altra vittima, un 79enne di Treviso non vaccinato. 34 casi di Covid nel piccolo comune dell'Alta Padovana di San Pietro in Gula, metà nel centro dell'accoglienza, l'ex hotel Cabianca. La situazione è sotto controllo, chiarisce il sindaco. I pesanti rincari a luce e gas prospettati dal ministro Cingolani. Federconsumatore Veneto stima un aumento per famiglia di oltre 600 euro l'anno, invoca un intervento drastico del governo. Il fronte politico veneto-italiano è compatto contro il riconoscimento ufficiale del Prosec avviato dalla Croazia, ratificato dall'Unione Europea. Sarà battaglia, dicono in tanti, attivati tutti i ministeri, afferma il trevigiano Vallardi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere al magistrato Pierangelo Pellizzari, accusato dell'omicidio della moglie Rita Menze, ma ha reso dichiarazioni spontanee per far rinvenire l'arma del delitto. Trasferito dal carcere di Padova a quello di Venezia, Walter Onichini, il commerciante di carni di Legnaro, arrestato per aver sparato al ladro entrato in casa sua 8 anni fa. I vicini lo difendono. Sarà un restauro luminoso quello che partirà nei prossimi mesi alla Basilica del Santo a Padova. Ha annunciato un percorso di riqualificazione dell'illuminazione per i tesori inseriti anche nei percorsi UNESCO. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Si parte dunque con la terza dose di vaccino e si parte dal Vax Point di Villorba nel Trevigiano. Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Balbi il governatore del Veneto Luca Zaia. Lunedì prossimo a Villorba, per una prima nazionale di fatto, ci sarà anche il commissario per l'emergenza Figliuolo. Avremo il 20 all'hub di Villorba, che ha fatto questo hub innovativo, l'inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose, per i fragili ovviamente. E sarà presente il generale Figliuolo e questo ci fa piacere. La prima inoculazione della terza dose di vaccino in Veneto si terrà quindi alla presenza del generale Figliuolo, una prima di fatto nazionale dal grande valore simbolico. Del resto era stato proprio il Veneto a sollecitare governo e AIFA a esprimersi in tal senso. Si comincerà dai soggetti immunodepressi e trapiantati, poi gli over 80, ma una circolare ministeriale attesa nei prossimi giorni farà chiarezza. Terza dose che impegnerà la macchina sanitaria, da qui l'appello a chi invece non si è ancora vaccinato. Se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, i sanitari, i fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo. Vaccino che resta l'arma principale per contrastare gli effetti più drammatici della pandemia. Non era vaccinato, ha sottolineato Zaia, un 79enne morto nelle scorse ore a Treviso. Eppure dal fronte più estremo di Novax continuano ad arrivare minacce. Mi arriva un video di 7 minuti anche ieri, 7 minuti, cominciano a diventare anche come se fa robe impegnative. Vaccino ma anche terapia dei monoclonali, con la regione pronta a estendere a tutte le ULSS del Veneto il modello adottato finora dall'ULSS 2 della Marca. Ho chiesto che venga allargata perché è stata intelligentemente introdotta una frase nel certificato di positività del tampone in cui si dice: caro signore, lei è positivo, sappia che può sottoporsi alla terapia di anticorpi monoclonali, la deve fare entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, che può essere un raffreddore o anche sintomi più importanti, e contatti subito questo numero. Connesso il tema politico del Green Pass nei giorni in cui a livello governativo si parla dell'estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro, e a chi dice che nella Lega le anime sul tema siano troppo diversificate e che il contrasto Salvini da una parte e Giorgetti coi presidenti di regione dall'altra si stia balcanizzando, Zaia risponde così: una montagna di fantasie, ma registratevi bene quello che vi sto dicendo, a iniziare dal fatto che esista una chat. Ho letto che esiste una chat, ma guardate, sfido chiunque di portare la chat. La leadership di Salvini, rimarca il presidente, non è in discussione, il vero tema politico semmai è un altro, afferma da Palazzo Balbi. Dopo 20 mesi di vita da asceti per l'autonomia, adesso ripartiamo in maniera importante, e io spero che si riesca a chiudere subito un accordo sul contratto, la famosa firma dell'intesa che è un contratto, in maniera tale che si possa ripartire questo percorso.
Terza dose, dunque il tema principale di questa giornata, a chi spetta e a chi no. A tracciare una prima roadmap è l'assessore regionale Lanzarina, in attesa della circolare esplicativa del Ministero. È arrivato appunto il via libera di AIFA, stiamo aspettando la circolare del Ministero che dovrebbe comunque darci indicazioni più precise. Oggi si sa che la terza dose può essere fatta agli immunodepressi, citano soprattutto i trapiantati, fibrosi cistica, cioè grandi patologie, e può essere fatta dopo 28 giorni dalla vaccinazione, quindi subito, proprio per mettere in protezione appunto queste categorie molto fragili, e si parla di dose aggiuntiva. L'altra categoria invece è quella degli over 80 sanitari, tutte le case di riposo, quindi tutte le persone, noi abbiamo 30.000 ospiti all'interno delle case di riposo. Si parla di dose booster, quindi che fa da protezione ulteriore, così almeno questi sono i termini che loro citano, però poi li capiremo nella circolare con maggiore dettaglio, e possono farlo dopo 6 mesi dalla vaccinazione completa. Noi ci stiamo organizzando, abbiamo detto alle USLA di riaprire i centri di riferimento regionali, quindi all'interno degli ospedali, penso per i trapiantati, per fibrosi cistica, insomma per i centri di questo tipo. Siamo in attesa di capire quali categorie fanno parte dei super fragili, cioè faccio un esempio, la persona con diabete è inserita, non è inserita, cito un esempio insomma per citare gli altri, quindi aspettiamo anche l'elenco con la circolare del Ministero, poi apriremo chiaramente le prenotazioni con una sezione riservata a questi. Le USL si stanno organizzando per invece la vaccinazione dentro le case di riposo per gli anziani, e poi apriremo anche per tutti gli altri over 80 i sanitari, insomma delle sezioni per quanto riguarda appunto nelle agende insomma delle varie singole aziende. Un nuovo mosaico dunque che si sta componendo ora dopo ora. Andiamo adesso nell'Alta Padovana, perché boom di contagi a San Pietro in Gula, gran parte al centro di accoglienza. 34 casi di Covid nel piccolo comune dell'Alta Padovana di San Pietro in Gula, metà sono stati rilevati nel centro di accoglienza straordinaria, altre 9 persone sono in isolamento domiciliare perché stretti contatti con positivi. La comunicazione è stata data dal sindaco Paolo Polati attraverso la pagina Facebook del comune, un avviso scritto anche in inglese e francese per raggiungere tutta la popolazione, compresi gli ospiti stranieri del centro di accoglienza che si trova nell'ex hotel Cabianca. La situazione all'interno della struttura di accoglienza specifica il sindaco è sotto controllo e il primo cittadino inoltre è in costante contatto con la prefettura e con il servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL 6 che ha avviato tutte le procedure per fermare la possibile diffusione del virus. Il sindaco nel suo messaggio ha esortato i concittadini che non sono ancora stati vaccinati e che non presentano alcuna controindicazione alla vaccinazione a farlo quanto prima. E a proposito di contrasto alla diffusione del virus, è partito oggi il progetto delle scuole Sentinella annunciato dalla Regione. Al Cerletti di Conegliano i primi 134 kit per i tamponi salivari. Vediamo com'è andata. Consegnati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 2 all'ISIS Cerletti di Conegliano i primi 134 kit contenenti il test salivare molecolare. Entra nel vivo, con l'inizio dell'attività scolastica, il piano di monitoraggio per la circolazione del Covid negli istituti scolastici. Le scuole Sentinella nella Marca, oltre a Cerletti, comprendono una seconda scuola superiore a Treviso, l'Istituto Giorgio Fermi e alcune scuole primarie e secondarie di primo grado, il Grava e il Cima di Conegliano. Al Cerletti il kit è stato consegnato tra i convittori e semiconvittori che hanno già aderito all'iniziativa, etichettato con i dati anagrafici. Vi faccio vedere uno dei kit che ci sono stati consegnati. Come vedete è una piccola provetta, all'interno un cilindretto di cotone. I ragazzi semplicemente estrarranno questo cilindretto, lo impregnano di saliva e lo rimettono al loro posto. Tutto qua. E poi noi li prendiamo in custodia e li consegniamo agli addetti del Dipartimento di Prevenzione. Il personale del servizio di prevenzione provvederà al ritiro del box che sarà consegnato al laboratorio di microbiologia che entro 24 ore comunicherà il referto. Lo scorso anno l'attività di monitoraggio del convitto ha permesso di evitare focolai. Finora il Cerletti ha acquisito oltre un centinaio di consensi informati.
Adesso a noi spetta la campagna di sensibilizzazione, di informazione, di raccolta dei consensi informati per tutto il resto della popolazione scolastica, che per il Cerletti è di circa 1400 alunni. In regione saranno più di 11.000 gli studenti che saranno testati ogni 15 giorni, distribuiti in 72 istituti sparsi in 7 province e individuati dall'ufficio scolastico regionale dopo un confronto con i dirigenti scolastici. Più è numerosa la partecipazione, più avrà efficacia questo monitoraggio, per cui invito davvero tutte le famiglie e i ragazzi a partecipare, a dare il loro consenso informato. Se veramente il nostro obiettivo è quello di rimanere in presenza e continuare a rimanere a scuola per recuperare apprendimenti e socialità, questa è la strada. C'è poi un altro fronte caldissimo, questo a livello nazionale, con ripercussioni locali. Parliamo dei pesanti rincari a luce e gas che sono stati prospettati anche dal Ministro per la transizione ecologica Cingolani. Federconsumatori Veneto stima un aumento per famiglia, pensate, di oltre 600 euro l'anno. Le stime dei rincari della bolletta elettrica, più 40%, rese note dal Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani a partire da ottobre, mettono in allarme i cittadini e le associazioni dei consumatori. Federconsumatori Veneto parla di stangata senza preavviso. E questa notizia è giunta inaspettata, fuori da ogni ovviamente previsione che poteva essere calcolata in base seppur ai piccoli sensibili aumenti che c'erano già stati quest'estate. Dal nostro punto di vista ovviamente la situazione richiede un intervento immediato ed urgente da parte del governo, con ovviamente degli impegni, degli investimenti e delle modifiche anche di natura strutturale dal punto di vista anche fiscale. L'associazione ha calcolato le maggiori spese a cui vanno incontro le famiglie. Si parla di un aggravio di 110 euro annui per quanto riguarda la componente dell'energia elettrica e 280 euro per quanto riguarda il gas. Ovviamente poi le ricadute ci saranno anche sui costi dei carburanti, un aggravio per le famiglie di quasi 670 euro all'anno. Non è solo un timore, ma una certezza che questi aumenti in bolletta produrranno un effetto domino di cui faranno le spese ancora una volta i cittadini. Assolutamente, e purtroppo sì, perché indistintamente colpirà tutti, quindi sia il produttore sia il consumatore finale, e quindi ovviamente insomma tutti dovremo fare i conti per riuscire a sostenere questa situazione. Ai consumatori l'associazione ribadisce le buone norme per evitare sprechi, ma tra accise e costi di sistema le voci su cui incidono le buone pratiche in casa o in azienda che sia sono marginali. È indubbio che il consumatore può fare una parte fino a un certo punto, ma poi è ovviamente il governo e sono ovviamente le iniziative che deciderà di intraprendere a fare ovviamente la parte migliore e maggiore a sostegno ovviamente del reddito delle famiglie. Cresce la tensione anche attorno a un altro tema, l'attacco al prosecco nostrano da parte della Croazia, che ha chiesto il riconoscimento ufficiale del suo Prosec. Sarà una dura battaglia, ma sarà unitaria, dicono gli esponenti politici del Veneto e non solo. Già da ieri mi sono sentito con il presidente Zaia, che ha fatto le dichiarazioni con diversi europarlamentari, mi sono sentito con il ministro Patuanelli. Oggi mi incontrerò e sentirò la Presidente del Senato, la Casellati, proprio perché al di là delle appartenenze politiche siamo tutti decisi e convinti di andare nella stessa direzione, quella di fare tutte le azioni possibili per far sì che la comunità europea chiaramente non porti alla fine questo provvedimento del riconoscimento del Prosec. Una mina da disinnescare subito, quella del Prosec croato, e che trova compatto almeno per una volta il fronte politico. Lo conferma da Roma il trevigiano Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. Ci sono 60 giorni per fare tutte le controdeduzioni del caso e arrestare l'iter di riconoscimento avviato dai croati e ufficializzato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Io ho sentito parlare di bomba che è esplosa e sicuramente per il nostro territorio è una calamità devastante. Parlo del nostro territorio, parlo della provincia di Treviso, del Veneto in generale. Tema caldissimo sul quale si è pronunciato anche oggi il governatore Zaia, che si rivolge direttamente al Ministero dell'Agricoltura. Ma è una vergogna assoluta sta roba qui. Ma è una vergogna che io mi chiedo come mai non siano andati lì a far casino, ma non casino, sto parlando burocratico, giuridico.
Cioè, io penso che il ministro deve mettersi la tenda e piazzarsi in Europa. Abbiamo il sito UNESCO che si chiama Collina del Prosecco e sti qua vengono a dirci che adesso va bene il Prosecco, ma è una vergogna. Assicura che il fronte italiano è compatto a Bruxelles. Alessandra Moretti del Partito Democratico su all'interrogazione che all'Europarlamento già alcuni mesi fa aveva chiesto di bloccare l'iter, una questione che è anche di tutela del consumatore. È necessario difendere i prodotti italiani ma anche difendere i consumatori contro informazioni distorte che potrebbero confonderli. Per cui ci batteremo con tutte le nostre forze e faremo opposizione affinché non ci sia confusione alcuna tra il Prosecco croato e il Prosecco italiano. Prosecco sotto attacco da tempo, come ha ricordato Coldiretti Treviso, dal Crisecco della Moldova al Consecco tedesco, ma un conto è l'imitazione, un altro il riconoscimento. La guerra è aperta. E c'è un aggiornamento dal fronte romano perché è stato convocato al MIFAP, il Ministero per le Politiche Agricole, un gruppo tecnico sul Prosec. Entro domani la prima riunione, così dice il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali con delega al settore vitivinicolo Gianmarco Centinaio. La cronaca ora ci porta a Vicenza, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere al magistrato Pierangelo Pellizzari, accusato dell'omicidio della moglie Rita Amenze, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee per far rinvenire l'arma del delitto. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto un passo avanti, ha dato delle indicazioni agli inquirenti che spero si dimostrino utili. Tutto Indicazioni qua. per ritrovare l'arma? Penso di sì, spero che si dimostrino utili. Nella giornata dell'udienza di convalida dell'arresto, Pierangelo Pellizzari, 61 anni, ha reso delle dichiarazioni spontanee, un passo in avanti dopo che già nel primo interrogatorio si è chiuso nel silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'uomo, ricordiamo, è accusato di omicidio aggravato, 4 i colpi d'arma da fuoco sparati alla moglie Rita Amenze, 31 anni, nel cortile dell'azienda dove la donna lavorava, 90 Vicentina. Nei suoi confronti anche le accuse di porto abusivo d'arma, rapina aggravata e minaccia aggravata. Ancora molti punti oscuri da chiarire, ai quali trovare delle risposte, sui quali stanno indagando i carabinieri coordinati dai pubblici ministeri Hans Roderich Blattner e Angelo Parisi. Dobbiamo cercare di capire il movente, dobbiamo cercare di capire che cosa ha fatto, diciamo, dalla fuga della scena del crimine fino ai momenti successivi poi che hanno portato all'arresto. C'è un grande lavoro investigativo coordinato dalla Procura da parte del nucleo investigativo e quindi stiamo lavorando in questi giorni. Si dice addolorato Pierangelo Pellizzari, ma rimane nel suo silenzio. Una tragedia, quella di 90 Vicentina, che ha sconvolto anche la sua famiglia. Tutta la famiglia è distrutta dal dolore, i fratelli del signor Pellizzari e anche le sorelle. Questo dramma della povera Rita tocca tutti quanti. E c'è a tal proposito un aggiornamento, me lo comunica la collega Gabriella Basso da Vicenza, nel pomeriggio odierno su indicazioni fornite spontaneamente dal Pellizzari, ne aveva parlato l'avvocato. Personale del nucleo investigativo rinveniva la pistola oggetto del delitto, si trovava avvolta da un sacco nel locale adiacente all'abitazione dove è stato fermato l'omicida, questo nel locale adibito a pollaio. Oltre all'arma è stato rinvenuto un contenitore con numerosi colpi dello stesso calibro. Effettuati i rilievi di rito, pistole e munizioni sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. C'è poi un altro fatto di cronaca che sta facendo discutere e in parte indignare in molti. Trasferito dal carcere di Padova, quello di Venezia, Walter Onichini, il commerciante di carni di Legnaro, arrestato per aver sparato al ladro entrato in casa sua oltre 8 anni fa. I vicini di casa lo difendono. Lo sostengo e sono delle bravissime persone, bravissime. I vicini che ieri hanno assistito al momento in cui Walter Onichini ha lasciato la famiglia per essere portato in carcere lo sostengono. A loro sembra impossibile il finale di questa storia, iniziata la notte del 22 luglio del 2013, quando il commerciante di carne di Legnaro sparò e ferì il ladro che era entrato nella sua abitazione. Da qualche anno la famiglia Onichini si è trasferita a Campo Nogara, comune veneziano vicino al confine con la provincia di Padova. Appesa al balcone la bandiera di San Marco e su Facebook 3 giorni fa un messaggio
messaggio di Walter, quasi a preannunciare l'epilogo della sua vicenda giudiziaria. In queste ore Onichini è stato trasferito dal carcere Due Palazzi di Padova a quello di Santa Maria Maggiore a Venezia. Il gruppo di sostenitori che si stava mobilitando per un flash mob in sostegno del commerciante arrestato ha annullato l'evento davanti al Due Palazzi di Padova e ha annunciato che sarà sabato sera a Venezia all'esterno del penitenziario per far sentire tutta la sua solidarietà a Walter. A noi ci interessa dare un messaggio a Walter che noi siamo qui, che noi ci siamo, che noi non molleremo. Perciò appuntamento per sabato dalle 20 in poi davanti al carcere Santa Maria Maggiore, semplicissimo da arrivare da Piazzale Roma. Alle 20 in poi ci sarà il flash mob per Walter. Una solidarietà che arriva anche da chi gli abita accanto e lo definisce una persona riservata e corretta. E quando succedono queste cose qua io do sempre ragione ai proprietari, perché uno quando entra in casa tua non va mai bene. Secondo la Cassazione il ferimento del ladro da parte di Onichini non fu legittima difesa perché colpì il ladro alle spalle mentre tentava di fuggire, poi lo caricò in macchina e lo abbandonò in un campo dove venne ritrovato ferito. Ora il ladro dopo il processo è libero ed è tornato in Albania. Ci sono anche delle reazioni politiche, vi mostriamo questa, l'ultima in ordine di tempo. Matteo Salvini, leader della Lega, andrò a trovarlo in carcere, riferendosi ovviamente a Onichini, che vergogna. Queste le parole di Salvini. E c'è anche un uomo vicentino di Thiene fra le persone arrestate dalla polizia nell'ambito delle indagini riguardanti una rapina in villa avvenuta lo scorso febbraio a Pordenone. Si tratta di un cinquantenne accusato di aver organizzato in concorso con un uomo di Rovigo l'irruzione ai danni di un'anziana imprenditrice che era stata imbavagliata, legata e chiusa in bagno. E c'è stato un incidente oggi verso le 13:40 tra uno scuolabus e un camion della Nettezza Urbana San Michele a Tagliamento in via Malamocco in località Cesarolo. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta quando si sono urtati sui rispettivi parafanghi anteriori sinistri. Nello scuolabus della TVO c'erano a bordo l'autista e un ragazzino. Un impatto violento che ha fatto sbalzare lo scuolabus alla sua destra, finendo la corsa contro la base in cemento di un vecchio guardrail che ha miracolosamente tenuto, impedendo che il mezzo finisse in un canale. Solo tanto spavento per il ragazzino, l'autista è finito al pronto soccorso per alcune ferite che comunque sono state dichiarate guaribili in pochi giorni. Queste le immagini. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di lotta allo smog con la Regione del Veneto, che ha versato ulteriori fondi per consentire ai cittadini di accedere al bando per la rottamazione delle auto più vecchie e inquinanti. 13 milioni di euro per rottamare le vecchie auto. La Regione ha rimpinguato il bando 2021 per la sostituzione delle vetture più inquinanti, con il contestuale acquisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Questa mattina la Giunta regionale ha stanziato altri quasi 8 milioni di euro per la rottamazione delle vecchie auto, quindi l'attenzione massima al problema della qualità dell'aria. Sono 8 milioni che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni che avevamo già stanziato, quel bando per la rottamazione delle vecchie auto con la sostituzione in auto a basso impatto ambientale. Un percorso avviato nel 2017, ricorda Bottacino, un provvedimento che va di pari passo con l'ordinanza antismog in cui si prevede il blocco dei diesel fino agli Euro 4. I finanziamenti sono a scalare. Il finanziamento più grande si arriva fino a 8.000 euro di contribuzione per l'auto elettrica pura, poi l'auto ibrida, l'auto comunque a basso impatto ambientale anche se con motore endotermico, quindi c'è una gradualità nel finanziamento. Ovviamente l'auto elettrica è quella che ha il contributo più alto viste le minori emissioni. Optare per un veicolo a emissioni basse o addirittura zero è costoso. La Regione e lo stesso Governo ne sono consapevoli. Il ministro Cingolani ha fatto presente che la transizione ecologica ha un costo anche rilevante che va a ricadere sulle famiglie, e quindi si cerca di andare incontro alle famiglie e anche a chi non può permettersi l'auto elettrica pura. A Padova adesso per parlare di un restauro davvero luminoso.
dare nuova luce alle meravigliose opere custodite nella Basilica del Santo. Dopo l'esperienza del restauro delle luci dell'oratorio di San Giorgio, la veneranda arca di Sant'Antonio si è posta l'obiettivo ambizioso di illuminare la cappella del Beato Luca Belludi, la cappella di San Giacomo, già nei cicli dell'Urbs Picta riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, il presbiterio con i bronzi di Donatello e la cappella dell'Arca, luogo di devozione antoniana. Questo progetto infatti riguarderà l'illuminazione dei 2 cicli pittorici oggetto dell'Urbs Picta ancora presenti nella Basilica, specificatamente la cappella del Beato Luca Belludi di Giusto de Menabuoi e la cappella di San Giacomo di Altichiero d'Azevio. Investirà poi l'altare maggiore e le formelle laterali di Donatello e di tutta la sua scuola, per finire poi nell'Arca del Santo, espressione della grande scultura rinascimentale, con opere di Sansovino, Campagnola e altri. Dopo l'incoronazione di patrimonio dell'UNESCO per i suoi cicli pittorici, grazie alle sinergie messe in campo, la città di Padova può ora contare su una serie di rinnovate gemme. E oggi si sta, dimostrando la vivacità di questa città, del patrimonio culturale, passando attraverso, come già era capitato qualche mese fa con la Cappella di San Giorgio, passando attraverso la scelta di vedere, di avvicinare questi importanti cicli, per fortuna ben conservati. Questo dimostra l'attenzione del governo della Basilica rispetto al mondo della tutela e della conservazione del patrimonio culturale. Oggi, festeggiamo un colpo d'occhio nuovo, uno sguardo che sicuramente desterà parecchie sorprese. Dal Veneto è tutto, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che ci accompagna da giorni sarà insidiata da correnti più fresche ed instabili provenienti dall'Atlantico. Il nostro territorio sarà toccato solo marginalmente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 settembre. Sul Veneto prevale un tempo asciutto, tuttavia in mattinata il cielo risulterà piuttosto nuvoloso e coperto. Maggiori spazi di sereno a partire dalle ore pomeridiane, quando sui monti non si esclude anche qualche locale piovasco. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui alternanza di nuvole e rasserenamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia pure senza piogge. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo anche in questo caso risulterà a tratti nuvoloso con isolati acquazzoni, ma anche con qualche schiarita soleggiata. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.